Buongiorno Francesco, a te la linea. Grazie Natalia dalla giovanilissima voce, freschissima. Un abbraccio ai nostri radioascoltatori, soprattutto a Tina, a Matteo. E riprendo il motto della radio. Veniamo da una lunghissima storia, da una lunga storia, per ragionarci sopra e affrontare un cammino di libertà. Questo è anche il senso di tutto quel macerato riavvolgimento di nastro che abbiamo fatto da 2 anni a questa parte, parlando di democrazia, cioè di quel mitico potere che dovrebbe spettare al popolo, ma che in realtà di realizzato ha ancora abbastanza poco, detto ormai appare chiaro. Quindi per poter avere un potere esercitabile serve un popolo che sia consapevole, da un lato, e dall'altro lato che abbia gli strumenti per poter effettivamente accedere anche nella vita quotidiana, usufruire degli strumenti necessari e usufruire quindi un servizio. Questo, detto così, specie oggi in tempi di guerra, è ancora un po' un'utopia, mi pare di poter dire, anche se si va avanti, le cose sono migliorate, però insomma siamo ancora lontani da quella che è un minimo valido nel senso proprio del termine, di una democrazia, pure lei nel senso proprio del termine. Ora, cioè di un potere effettivamente esercitabile dal popolo. Abbiamo detto che dopo, siamo partiti prima della nascita di Cristo, centinaia d'anni prima, per parlare di democrazia, le città greche, siamo arrivati ad oggi, anzi siamo arrivati alla fine dell'Ottocento e ai primi del Novecento, secolo scorso. E lì vediamo, nell'era moderna, effettivamente fare capolino il problema democratico. Il problema democratico che è un po' oscurato, un po' nascosto dietro la parola questione sociale. Ma i cattolici in Italia, ma la Chiesa Cattolica per tutti i cattolici di tutto il mondo, prende atto che esiste una questione sociale della quale non aveva mai preso coscienza, anzi si era chiusa a ogni tipo di modernità. E lì, in quell'ambito, nell'ambito del mondo cattolico, l'opera dei congressi e dei comitati in particolare, si prende atto della necessità di valutare gli strumenti, le possibilità di affrontare quella che viene chiamata questione sociale, ma in realtà questione sociale è la vita della società, cioè praticamente la politica. Quindi un modo diverso di fare politica che abbia come riferimento il popolo al quale vanno attribuiti dei poteri. Ed ecco perché lì sta il nucleo del ragionamento, della riflessione sulla democrazia moderna. Nasce lì. La questione sociale è il seme dove germina l'idea della democrazia moderna, cioè al popolo deve spettare un effettivo potere. È un cammino faticosissimo. La questione sociale viene presa in considerazione alla fine dell'Ottocento per la rivoluzione industriale, perché i mezzi meccanici, la tecnica ha elaborato dei metodi di produzione spaventosamente più potenti e contemporaneamente ha sostanzialmente schiavizzato gli operai e gli addetti alle
a queste lavorazioni. Il quadro si ripropone oggi. Si ripropone oggi perché è nella stessa emanazione della lettera enciclica di Leone XIV, neanche fare apposta all'inizio del secolo scorso era Leone XIII. Leone XIV, l'enciclica Magnifica Humanitas, che tratta della stessa cosa, una rivoluzione industriale ulteriore, digitale, oggi, che rischia il più spaventoso dei totalitarismi. Più spaventoso. L'uomo ridotto messo al servizio di un sistema digitale che fa capo a qualcuno che per di più rimane sconosciuto e inattingibile. Quindi la rottura anche delle relazioni umane, perché bene o male all'inizio del Novecento gli operai avevano un direttore di fabbrica o un padrone da guardare negli occhi ed eventualmente da legnare, e qui no, qui non c'è neanche quello. Qui c'è un video che se ti tiri un pugno te lo fracassi e te lo devi comprare. Questo è l'evoluzione tale quale dei problemi di allora. Ciò significa che il passaggio, l'evoluzione che si è avuta da allora a oggi non è stata sufficiente. La democrazia non è diventata tale. La democrazia ha un deficit, non è evoluta a sufficienza, si è involuta, si è incartata ed evidentemente non è il paradigma della libertà cosciente alla quale aspiriamo, come dice anche il motto della radio, da un passato verso un futuro di libertà. Siamo arrivati nel nostro percorso, siamo arrivati alla vigilia della Prima Guerra Mondiale. Il Papa è Pio X, che muore nel 1914, quindi poco prima dell'inizio della guerra, che pure prevede, o meglio teme, il periodo della guerra vede il pontificato di Benedetto XV e un nobile genovese diplomatico e molto acuto per quanto riguarda la diplomazia. E le cause di questa guerra vengono ascritte a varie ragioni. Da un lato la rigidità delle alleanze, ma è vero fino a un certo punto, perché l'Italia, alleata dell'Austria e alleata della Germania, si sfila e va dall'altra parte con l'intesa, quindi la triplice alleanza si sfila e va insieme a Inghilterra, Francia e poi Stati Uniti, e da un lato, quindi la rigidità delle alleanze, i problemi sicuramente tali dello sfruttamento coloniale nei diversi continenti, Africa soprattutto, ma anche India, la contrapposizione fra l'impero britannico, che allora dominava i mari, e l'impero tedesco in particolare, il fatto che ci fossero l'insorgenza dei nazionalismi visti come limitatori del potere imperiale, come una metà e metà. In realtà credo che poi come fatto finale, come causa scatenante, l'assassinio a Sarajevo dell'arciduca austriaco, il quale, nipote di Franz Josef d'Austria,
assassinio che scatena tutte queste rigide alleanze, come tanti birilli che cadono, come una palla lanciata al bowling. Però io credo che ci sia anche un'altra questione, e attiene al discorso che abbiamo fatto finora. Cioè, le singole case regnanti, perché sono tutte case regnanti, anche il Papa, privato anche della Silvia su cui stava assiso, è un regnante e ci tiene a avere sulla testa il triregno, quella corona con quel copricapo con 3 corone che indicano un potere che più grande non si può. Tutte queste case regnanti intuiscono, capiscono che, avendo anche cavalcato lo spirito di coesione nazionale delle popolazioni che vivevano sotto il loro dominio, il popolo non è più da loro trattabile né contenibile, come sempre è avvenuto nei secoli passati. Bene o male, c'era il sovrano con la sua corte e servi della gleba a lavorare come le bestie, una classe intermedia borghese che però stava sottomessa, seppure non schiavizzata, ma agli inizi del secolo scorso il rapporto fra le case regnanti e il popolo non era più quello di prima. Il popolo aveva le sue esigenze. I fatti stessi accaduti anche a Milano, Bava Beccaris, il popolo vuole il pane, gli sparano, cioè, i vari assassini che avvengono da parte degli anarchici indicano che in ogni caso il potere, così come esercitato e per i soggetti ai quali è in mano, non è più all'altezza dei tempi. I popoli vogliono altro. E sotto questo profilo, lo dico in modo, se volete, anche un pochettino maligno, però non c'è di meglio che la guerra. Convogli quelle energie che si sarebbero ribellate, si sarebbero rivolte contro i poteri regnanti, le metti in guerra e le rivolgi in un bel conflitto fra popoli, così per di più diminuisci, scarichi le tensioni, diminuisci anche il numero degli eventuali combattenti, perché si sfogano lì. È un ragionamento che sembra cinico, e lo è, però che è stato fatto anche nei tempi precedenti, non è una novità. Le case regnanti questi calcoli li hanno fatti per allentare le guerre, per allentare le tensioni interne, le guerre all'esterno per allentare ciò che non era più sostenibile all'interno. Ed è un fatto che si riproduce più volte. Anche nell'epoca, nel corso del Novecento, quindi la prima guerra mondiale, la guerra civile europea, quella che fa iniziare il declino dell'Europa come faro di civiltà del mondo intero, secondo me ha come una delle principali ragioni un calcolo di questo tipo. Sono tutte case, salvo gli Stati Uniti d'America, che però intervengono solo successivamente perché chiamati in causa, perché sennò l'impero tedesco e l'impero asburgico avrebbero probabilmente prevalso, e vengono chiamati in causa, salvo quelli, sono tutte case regnanti che ricorrono ai vecchi stereotipi. Quindi, bene o male, questa crescita del popolo che vuole contare di più, che vuole mangiare, che vuole, come dice la Rerum Novarum, vuole avere un giusto salario, vuole campare, vuole che colui che lavora possa mantenere la sua famiglia,
si scarichino nella guerra. L'eroismo, il sangue, la morte, l'ideale è per l'Italia almeno, è la conclusione del risorgimento, quindi si unifica l'Italia, vero fino a un certo punto, perché la prima cosa che offre l'Austria a vantaggio a condizione della neutralità da parte dell'Italia è proprio dargli Trieste e il Veneto e l'Istria senza colpo ferire, trasferire la proprietà, tra virgolette, cioè far estendere il Regno d'Italia anche a quelle regioni che sono poi quelle conquistate col sangue dopo 3 anni di guerra. Quindi c'è tanta retorica, tante balle in tutto questo. Comunque l'impressione è che uno degli elementi fondamentali sia la guerra voluta come valvola di scarico alla crescente pressione dei popoli e alla loro consapevolezza che forse va cambiato qualcosa nel sistema, quindi anche nell'avere case regnanti, bisognerebbe avere qualcos'altro, e nel sistema perché il popolo conti di più. Abbiamo visto che già nell'Ottocento il sorgere del nazionalismo sostanzialmente fa riferimento a nazioni, quindi a popoli insediati in un territorio. Quindi il popolo acquisisce una sua consapevolezza, una sua materiale determinazione. Con la Prima Guerra Mondiale questa consapevolezza accresce. Viene scaricata nella guerra? Sì, viene scaricata nella guerra, la guerra civile europea, l'Europa inizia il suo declino e lo inizia lì, però il popolo nella guerra, non è che tutto il male venga per nuocere, come si dice, nella guerra il popolo acquisisce una compattezza e una consapevolezza molto maggiore. Quindi, che cosa fanno i cattolici, i fautori della questione sociale, coloro che hanno esaminato i germi della democrazia, coloro che si sono anche divisi fra chi voleva seguire, chi voleva un partito a tempo per imporre i principi, i valori e il senso della enciclica Rerum Novarum, chi voleva un partito adeguato ai tempi, quindi alla modernità, quindi di ispirazione, che usasse la spinta socialista, e chi invece voleva semplicemente far crescere l'educazione del popolo, la conoscenza del popolo. Di fatto i fondatori dell'Università Cattolica Sacro Cuore di Milano. Sono 3 aspetti della visione dei cattolici nell'ambito di questa trasformazione. Durante la guerra il dibattito resta abbastanza neutro, cioè, si pensa a combattere, ci sono morti, ogni famiglia ha i suoi morti, i suoi caduti, mia famiglia ha avuto le sue medaglie d'argento e va bene, ma però ci sono queste situazioni che non favoriscono il procedere di un dibattito. Benedetto XV è un diplomatico. Benedetto XV tutto sommato spera che nell'ambito della guerra, che verso la fine col suo appello giudicherà come un'inutile strage, in realtà negli anni precedenti lui spera che non vuole da un lato che l'Italia si schieri contro l'impero asburgico, unico impero cattolico rimasto, ma soprattutto nella speranza che se l'impero asburgico e l'impero tedesco avessero prevalso, gli sarebbero state restituite quelle terre cui le gerarchie ecclesiastiche
dentro di sé, non hanno mai rinunciato. Quindi la speranza delle strutture della Chiesa Cattolica, la speranza delle strutture della Chiesa Cattolica è la riacquisizione del potere temporale, questo da un lato. Quindi il dibattito sotto Benedetto XV si sfarina sostanzialmente, perché da un lato c'è questa visione, chiarissima visione diplomatica, attentissima, che se possibile tende a far riavere alla Chiesa il dominio su determinati territori, e dall'altro lato, nel momento della guerra, c'è anche una frattura. Perché? Perché tutti i vescovi delle singole diocesi, nonostante il divieto del Papa, in realtà vanno a benedire le armi di ciascun esercito. I vescovi tedeschi entusiasticamente vanno a benedire i loro soldati che partono per il fronte contro Italia, Francia, Inghilterra. La stessa cosa fanno i prelati dell'Austria, la stessa cosa la fanno in Italia quelli che vanno a benedire le armi degli italiani contro quegli altri. Sono tutti benedetti e si sparano fra di loro. Quindi è anche un momento di grandissima confusione, che mentre il Papa proclama la sua neutralità, questi qui altro che neutrali, sono schierati nel modo più palese, da una parte, e dall'altra è uno scontro. Quindi il progresso rispetto nel mondo cattolico, che è quello che ha germinato questa idea di questione sociale, quindi di democrazia, di potere che spetta a un popolo, si arresta, perché è evidente che nel momento in cui nell'ambito dello stesso mondo che ha generato queste idee si benedicono le armi di chi si spara, qualche problemino e qualche incongruenza sembra di vederla. Quindi in quel periodo, dal 14 al 18, l'evoluzione della ricerca sotto questo profilo si frena, però non frena l'aspetto organizzativo. In particolare Benedetto XV favorisce e riconosce la formazione di quell'ente cruciale, cosa che sfugge oggi ai nostri occhi, ente cruciale culturale, che è stata l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. La autorizza, la costituisce, poi inizierà le sue attività più tardi, però durante proprio il periodo della guerra vengono messe le basi perché venga fondata questo istituto universitario. Istituto universitario che, proseguendo nella logica sia di Leone XIII sia di Pio X, parte come base dal presupposto che si debba fondare la cultura del popolo. Cioè, un popolo ignorante non può saper sfruttare gli strumenti o saper immaginare gli strumenti attraverso i quali esercitare un potere. Quindi la democrazia sarà sempre impossibile se il popolo, soggetto necessario della democrazia, non ha la capacità minima sufficiente per poter esercitare il suo potere. Questo, al di là degli aspetti spirituali e più propriamente cristiani dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, l'aspetto sociale, sociopolitico è questo qua. Occorre fare quello. E proseguendo sulla linea non tanto di Benedetto XV quanto di Leone XIII e Pio X. E infatti
non per nulla, è dall'università, da quel gruppo di persone dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, che emergerà quello che sarà il Papa, verrà nominato subito dopo, alla fine della Prima Guerra Mondiale, subito dopo il Trattato di Versailles, verrà nominato subito dopo Benedetto XV, Pio XI, a mio avviso il più grande Papa del Novecento, più grande, il quale vede come missione proprio quella, sotto il profilo sociopolitico, profilo religioso, profilo cristiano e un altro, proprio quella di dare al popolo la possibilità di esercitare un potere. Quindi anche contro la casa regnante, Savoia, anche contro i poteri consolidati, anche contro quegli industriali, quei potentati economici che riducevano in schiavitù sostanzialmente i loro dipendenti, i loro operai, così come gli agricoltori, i contadini nelle campagne, dei servi della gleba, poco più, poco meno. Questo è il quadro che si prospetta, quadro della democrazia possibile, e vedete che i termini sono ancora quelli di oggi, aggravati oggi. È il quadro che si prospetta dopo la pace di Versailles, dopo che la guerra è conclusa e dopo che si sono mischiate anche alcune visioni ideologiche socialiste, come quella della società delle nazioni. In questo quadro agisce Pio XI, ripeto, a mio avviso, il più grande Papa del Novecento. Il tempo è scaduto, un abbraccione a Natalia, ci sarà sabato prossimo Sveva e la risalutiamo un'altra volta. Un saluto a tutti voi radioascoltatori, in particolare a Tina, in particolare a Matteo, e a Dio piacendo a risentirci sabato prossimo alla stessa ora, alle 10.